Ciao a tutti dal Prussia 86. E benvenuti dal Comindone veneziano. Baciamo le mani, Picciotto. Ciao ragazzi, Un Allora, veneziano ragazzi, molto siciliano in sì, realtà. siamo qua, stiamo analizzando un po' il mondiale di questi due bambini un po' strani. Sì, stavo E, facendo i punti sulla e situazione. e notiamo di aver buttato via posizioni perché, ok, in Cina comunque sono arrivato secondo, Prussia primo, però ho fatto un danno Aspetta, alla. partiamo dall'Australia, Vabbè, scusami. ma in Australia. Australia è stata la prima gara, ho dominato, non la considero tanto. Io sono Eh, arrivato quarto, vabbè, era di preambolo, diciamo. sì, Tra l'altro mi hai dato 20 secondi, se non sì, ricordo male, se non sì. più. In Cina, secondo me, senza l'ala ce la giocavamo a testa a testa. In Giappone abbiamo sbagliato entrambi, due coglioni. Io in Giappone, vabbè, ripeto, non mi aspettavo l'inchiodata di Tsunoda. No, no, vabbè, qui ora al di là di tutto, non è stato un errore, non mi aspettavo l'inchiodata di Tsunoda in quella maniera. Eh, Ok, dopo, ecco, il Bahrain non Bahrain, mi spiego i 30 secondi di ritardo, 20, Bahrain quello c'è che stato è. il mio capolavoro, lasciamelo Sì, dire. sì, sì, però una gara che per me è iper favorevole, cioè, al massimo perdo di 3-4 secondi, ma no, di 20-30, quello no. C'è stata l'anomalia, io ho Sì, usato le soft, te hai sì, usato le sì, medie, non ti aspettavi il mio no, consumo ridotto di soft no. e ragazzi, alla Dopo fine vai a pagare. inizia. E beh. Dopo Arabia Saudita e Miami siamo forti. Siamo forti. Io, dov'è che ho fatto l'incidente uscendo dai box in In Arabia Arabia, Saudita? sì. Rit. Allora, repeat di quello che è successo, praticamente stavo uscendo dai box, stavo guardando la macchina, così, per distrazione, e mi sono ritrovato addosso al muro, così, Certo. ritirato. Il doppio Rit, ecco, io penso che Imola con la penalità di Prussia forse senza il mio errore era invertito il risultato, terzo io e quarto Prussia secondo me, senza E dove ti sei quell'errore. rigirato? Dove ti sei Sì, girato? perché tu avevi 3 secondi di penalità, giravamo simili e quindi tenevo per i 3 secondi di penalità. Alla fine, Dopo, se non mi sbaglio, sono arrivato terzo per 2 o 3 decimi. sì, perché ho fatto la grande rimonta agli ultimi due giri, ma non ce l'ho fatta. Con le gomme Dopo a Monte fresche. Carlo devo dire che sono soddisfatto di quello che ho fatto, avevo fatto anche una pole position, quindi un quinto posto bellissimo per quanto Anch'io mi sono riguarda. soddisfatto di quello che ho fatto. Certo, senza qualche danno potevo arrivare a podio, però vabbè, lasciamo Io ho perdere. realizzato il record di ale distrutte in una gara, Sì, praticamente. Penso 4 forse, 28, 40, 4. 50. Pensi il conto. Ecco. Dopo, ecco, in Spagna c'è il mio momento proprio di fastidio, perché là avevo il podio sicuro, potevo che giocarmi la vittoria secondo me, e addirittura un ritiro è pesantissimo. Là ballano 18-20 punti che non ho. E io invece in Spagna sono andato bene e nonostante tutto ho provato a mettere le gomme dove c'era appunto il discorso della mescola differente dal pilota che mi precedeva e non sono riuscito a rimontare con una gomma migliore rispetto all'avversario. Assolutamente. Ecco, poi arriva Canada, cioè praticamente la gara che voglio cancellare dalla storia, la gara che poteva essere la gara del La Cume. tranquillità, la tranquillità. No, ma in quella gara il Cume ha rischiato veramente di abbandonare tutto perché era veramente incazzato tra benzina, contatti Aspetta, strani. parti sempre dalla fine, l'inizio, qualifica, primo posto in qualifica, Sì, contentissimo. sì, Griglia di partenza, te primo, io secondo. sì. Ok? Sì, la gara doveva andare tranquilla e beata, dovevamo semplicemente gestire perché la Sì, CPU era in difficoltà sì, totale, sì. se non che ho sbagliato una curva, ti sono venuto addosso, ho distrutto l'anteriore sinistra e nonostante tutto ho ottenuto il passo. Poi è successo quello che è successo. Sì. Il video lo mettiamo in link per rimandarvi a quel video, se ve lo siete perso andatevelo a vedere perché merita, è stata la gara penso più bella, con un finale, Sì. descrivimi il finale, prego. Che praticamente stavo per morire. No, ma più che altro il discorso che insomma capire in casa Kuma il problema benzina perché si è ripetuto anche in Austria che nonostante una vittoria tranquilla, forse l'unica la prima vera vittoria tranquilla mia, però non posso neanche mettere un giro, devo mettere un giro e mezzo forse perché ho problemi di benzina e rischiavo in un lotta con Prussia che ho fatto anche il giro record, però rischiavo di perdere la gara perché Prussia magari ha una gestione della benzina diversa che non capiamo perché la mia è così deficitaria, diciamo. Sì, Se più che così altro si in può dire. Austria ha buttato via un secondo posto, Sì. almeno un secondo posto, Almeno secondo. però a mia difesa dico che in questo caso non c'è stato proprio un vero errore, No, concordo. ma mi è successo una cosa anomala, praticamente io ho premuto sull'analogico del pad per spostarmi a sinistra
e si vede che non gli ho dato troppo forza, o comunque il gioco non mi ha preso l'input e ti sono... Ma t'ho toccata appena. Vabbè. Cioè, neanche ti sei accorto di questa cosa, ma mi è partita completamente l'ala e da lì mi è saltata la gara. Questo per sottolineare che sembra un primo e secondo posto come Prussia, in realtà siamo terzi e quarti nel mondiale. Sì, andiamo a fare un attimo anche punto sulla questione della classifica, giusto per rimettere insieme i pezzi, perché è vero che noi registriamo a raffica, ma questi episodi arrivano a distanza di settimane. La costruttori siamo primi in questo momento. 278 punti per Ferrari, McLaren a 2,67, Red Bull 2,28 e via dicendo gli altri. Nella classifica piloti, Lando Norris domina il mondiale a 171, Verstappen 167 e poi Kumenda Bastardiano a 141 prende il terzo posto e scavalca il Prussia che è a 137. Raga, ci becchiamo dopo le qualifiche a Silverstone. Sapete tutti i kumendiani che purtroppo per me è una gara sfavorevolissima, salvo colpi di scena o pioggia, solo in quel caso ho fatto qualcosa di positivo. E invece Prussia, a capire però, conoscendo Prussia, è una gara con tante curve in un certo modo. Secondo me Prussia può fare una bella gara a Silverstone. Le solite gufate no. Ci becchiamo in griglia, ragazzi. Buona qualifica a tutti e speriamo che tutti ritiri. Ciao ragazzi. Ciao. Via. Vai. E andiamo in griglia. Ok, siamo pronti sulla griglia. Vai. Stiamo attenti alla prima curva perché abbiamo visto nelle prove libere che è abbastanza stronza, Rock and roll. Ok, siamo partiti bene, Kume. Sì. Molto bene. Però devo far sfilare qualche macchina qui. E infatti, porca miseria, mi è toccato andare sull'erba per non farmi colpire. Perché sono delle merde. Soprattutto Max. Ero partito benissimo e ho perso. Attenzione alle McLaren hanno le gomme medie, che strategia molto diversa. Aia, faranno 2 soste quindi? Chissà. Ma anche noi 2 soste le facciamo entrambi, però loro sono partiti così. Però attenzione che la macchina spinge bene. Io purtroppo ho paura veramente di essere arpionato. Vada Verstappen, mamma mia, cosa ho rischiato, Fioi. Hai una certa, come posso dire, affinità con Verstappen. Leggero danno alla fiancata sinistra. Vabbè. La posso tenere. La puoi tenere? Sì, finché così sì. Perché è proprio la minima, però che sboro, già il 7% di benzina, già di batteria per togliermi dei coglioni Verstappen. Come sei in posizione? Second place. Solo che Norris sta volando con le medie, ragazzi, le McLaren volano con le medie. Io sto facendo una fatica. Occhio al rettilineo, ragazzi, ti supera chiunque, Mamma mia, non sarà semplice che siamo tornati la terza forza del mondiale, ragazzi. Allora, sono riuscito a infilare Tsunoda. Ecco, perfetto. Ho perso la lettone, cazzo. Ma no, ma... Mi devo fermare. Virtual safety car. Mi fermo. Questo è anche positivo, tra virgolette, però puttana Eva. Ci posso fare poco. No, tranquillo. Infatti il sorpasso a nicchio dato e pace, è andata così. Virtual safety da sfruttare. Adesso cambia completamente strategia a sto punto. Prova qualcosa di diverso, questo è il mio consiglio. Posso provare a mettere le hard. Dio santo, era meglio la safety car, cazzo, tra le due. Sì. Dov'è qui l'ingresso ai box? Lo sai che è quello tutto a destra. Sei già passato comunque qui i box. Sì. Tanto lo sapevo che picchiavo. Lo sapevo, guarda, me lo sentivo. Quando sono rimasto così troppo indietro ero strasicuro di questa cosa. Box in questo giro. Allora, vediamo che tipo di gomme devo mettere. Non so neanche che gomme mettere, sono sincero. Se mettere le soft di nuovo o le medie. Le soft no, è l'unica che non ti consiglio. Porca puttana. Comunque ragazzi, le McLaren, sì, aveva con le medie, ragazzi, stai praticamente già 3 secondi in un giro e con la virtual. Che sporo, Fioi, cioè. Ma come cazzo, 4 secondi e mi sta superando di nuovo Piastri, Fioi, che bello. Anche Alonso in rettilineo mi supera, ragazzi, sta gara. La vedo che sboro. Allora Verstappen, mi sta infilando anche Verstappen, signori, Torniamo quinti da secondi. Ragazzi, devo capire dove cazzo sono i box. Eccoli là. Sì, a destra. Raga, sono molto preoccupato perché sono addirittura quinto da secondo. In un rettilineo ho perso 3 posizioni. Entra ai box. Ok. Entra anche Stroll ai box, a quanto pare. Forse è lui che ho colpito, boh. Chissà.
Sì, ma vecchio. Brutta tegola per il Prussia. Lo sapevo tanto che partire dietro qui era un problema. Lo so, però perdere 3 posizioni in un rettilineo non è simpatico, è solo tanta bagarre, tanta lotta, quindi io con la CPU di solito grazie a Max perdo a lettoni anch'io, quindi... C'è questa sorta di amore con Max. Sì. Ok, rientro 19esimo, per fortuna davanti a Stroll. Dai, speriamo in una safety car e una virtual. Questo sì, è quello... sì, è l'unica cosa che posso sperare. Ci vuole il bagarotto. Da morti cani, però sì, comunque anch'io non ho il passo per stare davanti ai primi per il momento. No, io il passo non l'avrei avuto male, ma il problema è che te l'ho detto, ero terrorizzato dalla CPU. E no, infatti lo so. Ho tentato il sorpasso, poi quando ho visto la curva mi sono attaccato ai freni troppo tardi. E ciao, vabbè, è così. È così ragazzi, è così, è la vita prussiana. Serve a complicarmi la vita da me, c'è poco da fare. Ora vediamo se questa strategia di mettere le hard se paga. Quanto odio Silverstone. Rettilineo comunque siamo inferiori a tante macchine, te lo dico. Ma io in realtà ho superato il rettilineo, il problema è che... come cazzo fai? Cioè che il rettilineo prendo bombe? Io in curva recupero molto, ma il rettilineo perdo che sboro a sbrega, Sì, Sì. Vediamo la benzina intanto. Già, a te c'è anche il problema del consumo anomalo di benzina. 1,38 per il momento va bene, però sento la macchina più pesante comunque. E te pensa che tu c'hai un carico di 0,3 in più rispetto a me? Sì. Tu quanto hai? Era 26, 27,1 avevo messo. Ok. Comunque ragazzi, la situazione è la seguente. Le McLaren con le medie volano. E te c'hai le soft, giusto? Sì, e faccio fatica. Stessa situazione che è capitata a me nel Gran Premio di Barcellona? Sì, e sono vicino, diciamo, vedo ancora comunque Alonso e Verstappen, però non ho ritmo in questo primo stint. Primo stint negativo, ragazzi, le soft non sono, secondo me, le migliori gomme per sta Ferrari. Se parliamo di stint negativo, lasciamo perdere. Sì, vai. no, beh, sì, concordo. Lasciamo perdere. Io sono a 24 secondi da Colapinto. Porca puttana. Il cambio dell'alettone è quello che incide. Lo so. Adesso Prussia devi fare 22 giri da qualifica praticamente. Guarda, rettilineo mi supera anche Ocon, però Fioi. Cioè, ragazzi... Sai qual è il problema? Che quando parto scazzato, perché sono partito veramente scazzato, e poi questo è il problema, che mi distraggo. No, ti capisco. Però... cazzo, capisci? Io se partivo terzo qui, con la partenza che ho fatto, prendevo la prima posizione e me ne andavo, tranquillo. Sì, salvo sti rettilini che comunque la macchina è la stessa e vedo che facciamo fatica. Cioè, perfino Ocon mi supera il rettilineo. Cioè, ragazzi, mi ti dico solo questo, caro Prussia, dopo per carità. Dopo guarderò anche il tuo video, ovviamente, tanto non posso mancare a questa cosa. No, lo so. Ormai è un rito. No, non lo so. Le soft non mi convincono, ste gomme, ma... Non lo so, Rick, non mi convincano queste gomme. No, per i rettilini proprio... aggiornaci un po'. 1,33. Di gomme sì. Sono già al 48% con l'anteriore sinistra. Sei già fuori zona di coso, sì. Dove puoi sfruttare le gomme, diciamo. Mamma mia ragazzi, che disastro. Qua rischiamo di, non dico di non far punti nessuna due, perché se non cappello qualche punto dovrei portarlo, per te è più dura, però qua perdiamo punti da piloti, impossibile primo anno. La classifica piloti, cioè servono ritiri a sbrega da parte della CPU, cioè... Ribadisco che se non mi avevano penalizzato quei punti si facevano easy. Ma guarda, ci metto la firma. No, lo so, è che mi spaventa appunto nel rettilineo come andiamo male, perché là non è tanto bravura del pilota, ma è proprio la macchina. È macchina, è motore. Mi stanno andando via cioè ragazzi, Sainz e Ocon li sto tenendo dietro, non so perché. Cioè sì, perché praticamente che taglio a strada, eccolo qua, mi supera Sainz, la Williams mi supera, ragazzi. La 12ª forza del mondiale, grazie. Porca troia. Comunque sono a 20 secondi da Colapinto, ho mangiato 4 secondi, Bravo. Si rimane concentrata solo un uomo, però, stronzo. Lo so. C'è poco da fare. Niente, un miracolo per provare a portare punti qui. Tra poco box, Mamma mia, che disastro, Fioi, che disastro. 19,9, da qualcosina riesco a mangiare. Se mi gioco bene la strategia, avendo messo le hard, posso fare anche una sola sosta. Se fai 2 soste, fai? Al 99,9, sì.
Tanto ormai possiamo anche, come posso Sì, dire, scoprire gli altarini. che sborro con la macchina di merda che abbiamo oggi, puttana miseria. E abbiamo avuto problemi in fase di sviluppo, eh? Sì, è vero. Negli ultimi periodi aggiorniamo anche i nostri, e sì, e nostri amici. soprattutto il propulsore si è rotto 2 volte, abbiamo dovuto rifare la ricerca. Sì, 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 sì. E quindi questa è una cosa importantissima anche ai fini delle qualifiche e quant'altro, eh? Non ho il passo, proprio non ho il passo, ma secondo me non troppo per colpa mia, nel senso sicuramente non è una gara favorevolissima, però... no, 17-6 da Colapinto, eh? Ah, Dio mio. Guarda, tu quello che guadagno in curva lo straperdo in rettilineo, cioè spaventoso, signori, spaventoso. Se non avevamo fallito lo sviluppo, anzi i nostri ingegneri, anzi più che noi, Infatti. parlavamo di tutt'altro ora, caro Cume. No, concordo, anche perché errori grossolani non ne ho fatti finora, è proprio è una macchina che comunque notiamo tanto la differenza quando siamo seconda o terza forza del mondiale, cioè si nota tantissimo. Assolutamente, anche in qualifica. Non a caso sei arrivato settimo qui in qualifica. Sì, dopo 3 polli segui consecutiva. Esatto, esatto. Quando è prevista la finestra per i box? Io tra l'8º e il 10º giro, quindi io... Vediamo, devo andare a questo, ho 71%, mi sono accorto adesso, cazzo. Meno male te l'ho ricordato. Grazie, Madonna, 71%, fioi. È Foravi, eh? Devo andare box. Qua devo fare qualche punto, perché se Prussia non va a punti non posso far zero anch'io, cazzo. Vabbè dai, considerando che io il box l'ho bello fatto, qualcosa dovrei rimangiare poi agli altri. 72%, certo, 72% ragazzi, situazione imbarazzante. Solo Prussia mi può salvare. Sì, dall'alto della mia 19ª posizione. Guarda quanto perdo quando le gomme finite. Guarda che roba c'è, che Sainz. Quello sì. Sainz sembra praticamente Michael Schumacher e Ayrton Senna e Alan Prost insieme. Sporo. Una fusione incredibile. Sì, The Fusion. Box, ti prego, voglio una gnoccolona ai box, datemi una zoccolona ai box per piacere. Non capisco che pertinenza possa avere una figa ai box con il cambio gomme. Ho bisogno. Ok, semplice bisogno fisiologico. Momento di panico. Box. Ti prego non andare come a Barcellona, grazie. Cioè? Ok, box. No, okay. vanno i box tantissimo, attenzione, strategia simile per Cume, Sainz, Ocon e Russell, attenzione, momento di panico. Veloci con quella gomma che a bue, ho detto male, è una gran troia. Ti prego, non voglio Prussia vicino, però, perché anzi, posso dire, no. Beh, diciamo, di solito quando uno ha la gomma più fresca riesce a passare velocemente, non c'è mai battaglia perché se no rallenti l'altro, quindi non dovremo avere problemi comunque quando siamo in una situazione così. Sul drittore dei box, eh? Sì. So da quanto sei uscito. Sono uscito adesso. Ok, qualcosa ho ripreso, sono 16esimo. 12esimo, signori, 12esimo, ma la crisi nera è un'altra. Non c'è la gnocca ai box. No box. No figa, no party, eh? No, ma qua comunque ragazzi è solo l'obiettivo. Dopo la gara controversa del Canada, Medie? Medium. Dopo la gara un po' pazza del Canada dove è sotto osservazione perché comunque un Prussia e un Cume così coglioni non si sono mai visti. Ecco. È stata una gara meravigliosa. Sì, adesso abbiamo capito però che dobbiamo lottare, appunto, visto che la Pilotti, per quanto siamo vicini, è comunque tostissima il primo anno e la macchina non ce l'abbiamo, la costruttori è possibile, salvo ovviamente Destruction Derby Prussia. Sì, ho capito, ma ripeto, se non c'era quella penalità di merda, te l'ho detto, non stavamo parlando di questa gara. Maremma infiammata. Ora mi fa incazzare, via. Ora comincio una faida, te lo dico. Ora me ne vado. Dai. Sì, no, ma sono io che me ne devo andare. No, perché mi stai accusando di qualcosa che non è mia la colpa. È vero. No, diciamo che Prussia, per poter parliamoci chiaro ragazzi, parlo a tutti voi. Prussia ha bisogno della figa per rendere. In queste ultime gare vero, purtroppo in queste ultime gare c'è lo sciopero della patata, quindi siamo un po' in crisi Prussia. Crisi prussiana. E quindi se ci fosse qualche figliola magari in ascolto e vuole vedere tornarmi vincere, vuole vedere i colori Ferrari in alto, ragazzi, forza, andiamo? Che si fa? Comunque rimango quinto, che bello, la sosta in box vedete non sono riuscito a guadagnare niente, è bello. Ma io sono 10º comunque, zio.
Bravo zio, bravo. Tu hai bisogno della se tu becchi la safety car, puoi tornare a punti in maniera tranquillissima proprio. Ma io lo sai cosa? Finisco la gara con queste gomme, poi si starà a vedere. Aspetta, se, no, beh, se ce la fai, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Allora, facciamo così, se Prussia arriva in zona punti, nonostante tutti i problemi di Silverstone, avanza un qualcosa da me. Beh. Però una cosa io voglio creare una safety car per Prussia, solo che col coglione come sono, vado e mi ritiro io. No, non fare nulla per piacere. No, visto che stai andando, ma vai tranquillo. Tu non sai Prussia, ma io di cagate così ne ho fatte in carriera per cercare guarda, non lo metto in dubbio assolutamente, credimi, ma fai punti zio, dobbiamo portare punti alla nostra classifica. Io comunque guarda, preferisco la media, molto meglio la gomma media. Qual è il tuo giro migliore, Prussia, per curiosità? 1.32 e 8. Io 1.33 e 6, quindi Prussia gira bene. Pensa con le hard. Giro migliore ovviamente. Può dare anche a essere però il gomme della gara, perché non possiamo sapere, non è che sempre la mescola più dura è quella vincente, è quella perdente. Ma insomma, il discorso di grip è fondamentale. Sì, no, certo, però nel ritmo gara, sai, attenzione, fastest del cubo, appena detto, incredibile. Neanche hai finito di parlare. E infatti guadagno una posizione su un quarto. Che sporo, che giro ho fatto. Comunque le medie sono bellissime rispetto a cagata mia. Quella curva non so interpretarla, cazzo. Comunque Piastri a 26 secondi, ma forse non è ancora andato in box, spero, perché... Voglio ben sperare. Comunque Prussia le medie sono le gomme migliori secondo me. Ma io per ora mantengo 2 secondi e 3 no, ma dico dopo. Allora, se sei un pazzo, riesci ad arrivare a pochi giri ancora così, con queste gomme qui butto le soft, è chiaro. Infatti. Ma infatti è quello che volevo vedere, come sto messa che con l'usura, perché tanto poi è inutile tirare troppo un treno, se non vanno poi perdo tutto quello che ho fatto. Certo. Cioè io per ora come consumo, fammi un po' vedere, 47% sulla gomma più consumata. Ok. E siamo al 10°. Bah. Silverstone comunque è una gara che la sfiga è che non piove neanche oggi, proprio solo in Cina pioggia, per il momento perturbazioni assenti in questa first season in the world. Sì, e tra l'altro toglie anche un po' di imprevedibilità, ma capita, perché anche nella Formula 1 reale piove poco ormai, Ok, 2 secondi e 5 da Ocon, non riesco a mangiare, si vede che le sue gomme stanno rendendo un pochino di più delle mie. Io sto recuperando qualcosa da Piastri, comunque l'undercut e l'overcut, in questo caso. Sarebbe? L'undercut è quando vai prima ai box e recuperi, infatti ho recuperato su Alonso, ho fatto l'undercut. L'overcut è quando rimani fuori, riesci a guadagnare in qualche modo. Ok. Commenti tecnicissimi del nostro Commander, ringraziamo la regia per questa bella prova di Formula 1. Adesso te ne puoi anche andare a cagare, schiantati tanto per... Vorrei fare un po' di safety, dai. Magari, comunque recupero su Piastri e perdo a Verstappen, perché Verstappen ha le soft. Verstappen è la mia nemesi, lo odio quell'uomo. Verstappen me l'ha messo nel culo anche a te a Barcellona. Sì, con questo discorso delle gomme. Intanto mangio 4 decimi a Ocon, attenzione. Sento un cane, il cane Prussia sento. Sì, è il mio cane sicuramente, che si sta incazzando per via dell'incidente che ho fatto. Che si chiama Giampaolo Prussia, ricordiamolo. In realtà si chiama Birba, poi, chiamalo metti pare. Va bene, scusa. Comunque Piastri sta secondo me cappellando, però, perché sta troppo fuori. Ho guadagnato un altro secondo su Oscar. Meglio così, no? Sì, solo che Verstappen però guadagna con le soft, e Verstappen è forte, cioè poco a fare. Gara in questo momento tranquilla per il Kuma, nel senso senza infamia e senza lode per il momento. Ma io sono nono, Cioè, giusto per dire. Bravo Prussia, bravo, tu continui a martellare. Non ho neanche finito, Tsunoda mi ha distrutto proprio, mi ha mangiato. Cosa? Il drittone. Il drittone. Che paura. Hai visto però in dritto quanto perdiamo? No, ma mi ha preso la scia e poi c'ha le gomme più fresche, qui non me la sento di dire che c'è qualcosa che non torna. Qui mi torna, c'ha le soft e Tsunoda. Sì, per carità, però magari più in curva secondo me che una gomma può influire, no? Ma in realtà no, che il rettilineo, se la gomma attacca meglio all'asfalto, sfrutta meglio proprio l'aerodinamicità della macchina. Vabbè, vediamo, voglio vedere dopo quando hai le gomme di nuovo, diciamo, a posto, come vai nella bagarre. No, ho sbagliato curva. Sì. Ma ha distratto questo sorpasso, non me l'aspettavo così aggressivo.
Mamma mia, una gara veramente Peccato, è difficile da peccato. decifrare sta gara. Verstappen a mio parere è il favorito per la vittoria, eh. Piastri non capisco la tattica, ha perso 2 secondi in 3 giri da me. Comunque ho già le gomme al 45%, ragazzi. Cioè, io purtroppo è vero che sto tirando bene, ma che sbosso di bruciare tutto. Sono un drogato di gomme, cazzo. Io ho il 59% sull'anteriore sinistra, la sto distruggendo. Sì, comincio proprio a vedere che c'è una iBox, perdita. Oscar iBox, vediamo se riesco a prendere la posizione. Non lo so, però, 24 secondi sono ancora tanti. Oscar ha avuto lo stesso treno di gomme per 12 giri, fammi capire. Se le medie, Ma ha tenuto le incredibile. medie, sì, perché ma la media è data a 12 giri, secondo la Pirelli. Vediamo, intanto Verstappen supera Oscar. Verstappen scatenato, vediamo il Cume, non ce la fo, per poco non ce la fo, perché non sono di Prato io. What the Vediamo. fuck? No, invece sì, invece sì. Incredibile, giro incredibile del Cume. Però dopo che ho dovuto fare il coglione, ovviamente. Quindi vado un po' lungo, però siamo terzi. Grandissimo Cume. Sta martellando Veneziano, sta distruggendo le gomme, ma sta anche martellando. E Norris non è ancora andato ai box, però ha 32 secondi di vantaggio, quindi gomme medie stellari per le McLaren. Incredibile. Sì, soprattutto rispetto a come le sto consumando io, perché in realtà io sono un consumatore pazzo, però Sono succhiarose, si sa. sì. Il favorito rimane Max Verstappen per la vittoria, salvo ritiri o colpi di scena. Io ribadisco, voglio la safety. Voglio la safety subito anche. Lo so. Per quanto sono date le medie, ti ha detto? 12 laps, 12-13 laps. Le soft durano 7-8 giri, quindi 7 in realtà, 7 giri. Sì, no, ma 7, ma ne hai buoni 5, 6 buoni, del settimo una merda. Cioè del sesto una merda, scusa. Comunque mi supera subito Piastri. Ha messo le hard Piastri, però. non fa altri cambi. Scelta Arriva che alla fine così. sì, però scelta che non condivido, onestamente. Su nuovo d'attacco Ocon lo supera, attenzione, l'ho proprio visto qui in diretta, cazzo. Box Lando. Ma Lando è davanti. Posso giocarmi dal terzo al quinto posto, ma per probabile quarto quinto. Questa è la mia previsione. La tua previsione? Sì, sto calcolando in base ai pit. È vero che Verstappen però non va più ai box, quindi non c'è. No, Verstappen non ce la deve fare un'altra. Verstappen non ce la fa a vincere. Però sta davanti a me, forse. Quindi sì, il podio è durissimo. Adesso loro con le gomme così, fioi. E come si è messo? Aspetta un attimo, sono in piena bagarre con Oscar, Luigi, Scalfaro, poi Norris. No, cosa è successo? Ai, bande laterali rosse. Ma quando l'ho fatto? Bande laterali rosse. Oh, sotto scocca rosso. Nel mirino, ragazzi, No, ragazzi, ho lo sotto scocca rosso. Ma non ho fatto da incidenti. cosa è arrivata sta cosa? E che ne so? Non ho fatto incidenti. Nel mirino. No, va Io ho il bene. 72% di usura, oh. No, mi sono rotti i coglioni, però adesso chiamo qualcuno, chiamo un coglione in calore. Ma perché? Un coglione in calore! No, ragazzi, qua o c'è un problema. Allora, o il mio problema è ho preso un cordolo sbagliato, ma Quando entri in box? è il prossimo giro. Cazzo, no, non me lo dici così. Ma siamo indietro, però. Cioè, quanto distanti siamo? Ah, non lo so. Sì, Io ce la faccio. con... Sì, sto guardando il pallino. Sì, ce la facciamo. Tu sei ancora, vedo il pallino. Comunque, ragazzi, gara compromessa adesso, eh. Dio Cristo, mamma mia, Prussia, gara da dimenticare, Silverstone, te lo dico. Ma Prussia, quando mi hai colpito te le altre volte, sono sempre stato giallo, arancione, rosso. rosso. Ma guardati la gara, non c'è stato un momento dove ho colpito qualcuno. Non so che dirti. Cioè, dai, no, proprio io non so il perché devo avere questi problemi. Cioè. Dai che ora aggancio Ocon, dai che ora l'aggancio sta merda. Aggancia. Dai, cazzo. La macchina fa fatica. Adesso la macchina fa fatica in curva. Che abue, ho detto Sorea, che è una gran troia. Che attacco! Prendono una posizione. 76%.
75. Me la tengo un altro giro. No, vai box con me, vai box non rischiare. Ce la facciamo, siamo distanti l'uno dall'altro. No, ma lo voglio fare per avere le morbide, le medie per più Sì. giri. Occhio a non forare, ti prego. 78. Sono a rischio? Che sboromi. Qua perdo 79, no, non posso, via. 79 anch'io. Ma non so più in pista, ragazzi, tra le gomme Box in questo 79. giro, via. Box, vai. Ocon si è ripreso la posizione, ma non ti può passare, sai, merda. Oh, io... Crisi nera. Guardalo! Cosa è successo? Guarda Ocon! Mi ha distrutto. Come? Mi ha distrutto. No. Mi ha buttato fuori. Ritirato? No, ma mi è successo la stessa cosa che ti è successo a te. Ho avuto l'autorecupero e mi sta respawnando di continuo e non mi sono neanche fermato ai box. Con ritirato intanto. Ho capito, ho Ma ritirato. no. Sono ottavo. Che è successo? Sono ottavo. Ragazzi, io ho avuto 3 respawn. Mi ritrovo in pista ottavo. Che abbiamo tolto anche il respawn, precisiamo. Ragazzi, io non so cosa è successo. Sono ottavo. Io sono 16esimo. Sono ottavo. Però mi devo fermare ai box. Ora ok, sì, giusto. 82%, eh. Ok, io ho la macchina completamente rossa ai lati. Allora, ti faccio la dinamica. Dovevo andare ai box, superato Con sull'esterno. Sì. Poi effettivamente gli ho anche un po' tagliato la strada. Però lo stronzo, quando era avanti, anziché decelerare, mi ha portato via. E è successo che è successo. Ok, sì, immagino. Sì, ti posso leggermente capire. Cioè, cazzo, quando ti passo rallenti. Io sono 16esimo in questo momento, spero di avere tanta gente che deve ancora fermarsi, perché da quinto a 16esimo mi gira un po' il cazzo. Io mi devo fermare perché ho l'86%, sono a rischio forratura. Che puttana. Comunque, ripeto, pensavo tipo di essere 20esimo. Invece non lo so, forse la CPU mi ha dato una sorta di bonus perché ha fatto ritirare Ocon per sì, però una cosa antisportiva. Probabilmente, ma sui box. Vai. Vai, è entrato. Ragazzi, cose incredibili viste qui a Silverstone. Da un possibile ritiro, così mi ritrovo ancora in corsa. Va? E ti dirò, guarda, forse potevo anche azzardare le soft, eh? No, per me no, 10 giri mancano ancora. No, hai fatto benissimo a mettere le medie. Filati del cume che ogni tanto qualcosa di giusto la spara. Rientro 14esimo. Ancora non sono in gara. Colapinto mi passa 15esimo. Ho fatto un sorpasso stile Prussia, ho rischiato di morire. Però ho il sottoscocca giallo. Io rosso non so il perché. No. Il problema è che questo incidente proprio mi ha scordinato, passami il termine. Abbiamo tolto le spawn, lo ricordo proprio adesso, non capisco. Sì, è vero, l'abbiamo visto. Abbiamo visto prima off screen. Mamma mia, però con le bande laterali rosse è veramente dura per me. Sono proprio una pippa, lo ammetto, ma faccio una fatica. Nono posto, comunque forse ho perso che posizione, bisogna capire quanti devono fare di nuovo la sosta. Gara difficile comunque, gara complicata. La prossima volta che mi capita una cosa del genere, ho capito che la CPU non toglie gas, devo frenare io. Sì, lo so. Ti porta via. Sì. Ho capito, ma non è neanche giusto così. Lo so. Cioè, è proprio spirito di sopravvivenza 0% la CPU. Assolutamente, concordo in pieno. Comunque un ritiro, ma niente di niente, né safety, né red flag, un cazzo. No, le gomme in temperatura e si vede, vai. Minchia mi sbarella la macchina, poi c'ho il sottoscocca danneggiato. Io prevedo ora comincia una bella gara per il Prussia, devo provare la rimontata, ragazzi, non sarà facile. Guarda com'è la situazione. Che sto pensando che l'ultimo mio giro sarà con le gomme al 70 e passa per cento, con le bande rosse, con una voglia di ammazzarmi del 99%. Tanto qualcuno è andato ai box. Sono quarto. Colapinto. Quarto posto, quindi mantengo la posizione nonostante i problemi. Non è poco. No, non è poco, no. Colapinto ai box, Bortolete ai box, Prussia sale al 12esimo posto. Bisogna portarla a casa adesso, anche se perdiamo punti. punti. Posto per i Prussia, ragazzi, zona punti. Dai Prussia, dai, madonna, che arroganza sto Prussia. Ragazzi, zona punti dopo una gara così strana è pazzesco, Incredibilmente faccio il mio miglior settore assoluto fucsia nel primo settore, adesso. Da sborra.
In questa gara è veramente stranissimo, ho dei ritmi a volte indiavolati, a volte rincoglioniti. Però quarto posto, dai, me la sto difendendo bene per il momento. Sì, assolutamente. In una gara iper sfavorevole, lo ricordo, Iper per me. sfavorevole, sempre detta, sì, sì, infatti. Vediamo se riesco a recuperare i punti di Barcellona, speriamo. Perché ce l'ho ancora là a Barcellona. Non ti va giù, No, quella. no, perché no, assolutamente. Guarda, Barcellona mi sta sul cazzo un po' come un animale in calore. Scusate per 3 il momento. secondi da Sainz. Ancora lunga la gara, Mamma mia, eterna Può succedere di Silverstone. tutto. Eterna Silverstone. 3 secondi e 7 da Sainz. Io Un primo devo, 06 e 675 nel secondo settore verde per i Prussi, attenzione. io devo portarla a casa, però. Ma io guarda ragazzi, ci metto la firma per il nono posto, eh. Comunque hanno tutti le hard, questo mi spaventa, porca puttana. Tutti le hard avanti e dietro. Tu cos'hai, le medie anche tu? Medie, medie. Speriamo bene, Prussia. Speriamo bene. Perché vedo tutti con l'hard dietro, davanti e dietro. Che ti devo dire? Vediamo. Magari sì. hanno sbagliato strategia. Ma Chissà. se Foro l'ultimo giro spacco fuori tutto. Sarebbe top. Dopo una gara così sarebbe top Forare all'ultimo giro. Dai, dai, Pru, almeno l'ottavo posto, dai. Ce la puoi fare, sono a 3 secondi da Sainz, sono entrato a cannone, 2 secondi e 9, poi nel rettilineo, come giustamente sottolineavi te, perdiamo. Sta morti. Perdiamo, purtroppo sì. Se Ferrari non è in grado di darci il motore giusto, mi sa che me ne vado. Mi sento un talento in gabbia. Parole forti di Prussia. Sì, 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 assolutamente. Quanto hai tu l'usura gomma? 17% quella più consumata. Perfetto. Anteriore di sinistra, 18. Non te lo dico neanche. Immagino 64. 36 però. Ragazzi, rischio. Rischi di arrivare corto con le gomme. Sì. Ma se butto via altri punti così, guarda. Niente, io devo sempre avere rotture di coglioni, cioè non è proprio il destino comendiano di un uomo con problemi proprio. Un uomo problematico. Devo gestire un po', 3 secondi su Russell, tanto quelli davanti non li prendo più, sono in fuga e non capisco, Quanto c'hanno? 14 secondi, 25, proprio fuori da tutto. Troppo forti. Cosa ti avevo detto sì, cosa ti avevo detto che la CPU a Silverstone pompava? Sì, 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 quello è vero, ma era un pronostico abbastanza semplice da ipotizzare. È pazzesco, adesso io devo amministrare i 3 secondi e 4 da Russell, quinto. Io sono a 2 secondi e 7 da Sainz e quello che gli piglio nel primo settore, poi me lo ribrucio tutto il drittone, guarda che rabbia. Te l'ho detto, è una merda. Devo veramente pregare, Titta morti cani. Quando ti sento parlare così mi sembra di sentire le Plagas in Resident Evil 4, uguale. Ok. Mi fa ridere fuori. Ecco. Potevo metterle hard, che babbeo zio, ok. Ero più tranquillo con le hard, un coglione signori, un coglione. Come al solito rischio. Io ho il motore a 147 gradi, così per dire, 119 io, che sporo, ma sei pazzo. Te bruci i motori, io le gomme. Esatto. Siamo un bel team del Mongoi. Ci si completa, dai. Sì, serve un ritiro davanti per il podio. Io ragazzi più di così non posso fare, tengo Gasly a 6 secondi ma non riesco a mangiare tempo a quello davanti a me che ha le hard. Ma a sto punto se tutti hanno messo le hard doppia, cioè non lo so se a sto punto era giusto all'ultimo stint mettere le hard. Ma in realtà quello dietro di me alle hard anche lui, anche Gasly alle hard. Bisogna capire anche l'usura della pista, c'è tanti fattori. Boh, non lo so, non voglio neanche guardare l'usura a gomma perché sennò vado a sbattere. Preferisco non guardare. Scela? In che senso? Come sei messo con benzina? No, 1,10, sono tranquillissimo benzina. Cazzo, io 1,18, pensa te.
Ragazzi, ci ho provato, il giro più veloce per ora rimane 1:32 e 2. Io ho ancora il fastest per il momento, eh. Bella soddisfazione come dai. Ma no, ma dopo il Barcellona ho svoltato a livello di prestazioni. Dopo qua può andare come va, mari fuori, l'ultima curva e pazienza. Però sono soddisfatto di come sto interpretando le gare adesso. Io purtroppo troppi incidenti, c'è poco da fare. Sainz a 4 secondi e chi lo piglia più? Ti prego, gara, finisci presto, ti prego. Io tengo un vantaggio di 2 secondi e mezzo su Russell, sto gestendo il più possibile. I primi tre oggi, secondo me, Bruce, te lo dico col cuore, so che tu Buggati. sicuramente magari qualcosa in più la potevi fare, però la vincere no, Bruce, te lo dico, troppo più forti. No, ci sta che tu abbia ragione, però intanto fammi partire nella mia posizione, poi se ne Certo, riparla. certo. No, ma secondo me il primo settore, il primo stint lo dominavi. Dopo però Andavo in crisi. tra rettilineo e tutto ti Sì, giocavi sì, anche sì, tu sì. come me, terzo, quarto posto, ma eri un po' più vicino, ecco, Mari, quello sì sicuramente. Io comunque sto gestendo tanto adesso le gomme, sono andando molto lento perché sto cercando di tenere la percentuale che è molto alta, 60%, ci mancano ancora tanti giri. Beh, io ho il 39. Tu sei un... Tu veramente le tratti come un cioccolatino le gomme. Bravo. Eh. Peccato che tratto male la lettone. Sì, tu sei un porco con la lettona. Niente ragazzi, via. Ci ho veramente provato, posso solo accontentarmi di punti per Ma la sei scuderia. ottavo? No. Vabbè, che sboccia, posso dirti. Sì, ma ho Prussia. rischiato il ritiro cioè, 2 volte, eh. Vabbè, ma quello fa parte di Prussia, cioè nel senso sarebbe grave il contrario. Non Mm. ho veramente capito cosa è successo poi se ti rivedi la gara. Sì, sì. Il mio doppio respawn che mi sono ritrovato ottavo così. Dal nulla. Vabbè. Nessuno deve entrare ai box, vero? Non penso. Non credo. Ah, lungo, lungo, comincio a sentire i problemi. Infatti, Russell è 5 arrivato, secondi. ragazzi. Russell è arrivato. Non tengo più la macchina. Aia. Aia. Le bande rosse, le ali laterali rosse E appunto le le gomme. gomme. E manca ancora tanto. Manca 3 giri buoni, eh. Sì. Arrivo corto purtroppo. Però voglio vedere in quanto giro, un po' che non controllo i miei intertempi. Dovevo metterle hard, sono una testa di cazzo. Ma non potevi prevederlo. Rischio la foratura, ragazzi, ve lo dico già che può essere, non è impossibile, tutt'altro. Chiaramente non Sarebbe posso un andare ai box. peccato. Sì, Sarebbe un cazzo. peccato buttare via una gara così. Mi supera intanto Russell, siamo quinti. Quinto posto. Niente, io mi devo complicare sempre la vita o per colpa mia o perché consumo tutto come un cioccolataio obeso. E la cosa buona è che c'ho Gasly a 9 secondi. State Per attento a ora Cozzunoda anche. Ragazzi, sono a rischio punti. Cioè, punti, cioè, se non foro qualche punto lo faccio, però rischio di perdere un'altra posizione almeno, 75%, mancano tre giri. Ciao, Fede. È 53. stato bello. 53 per me, eh. Dai che Prussia va a riguadagni una posizione in più col mio ritiro. Sarebbe bello. No, in questo caso no, non ti dico sarebbe bello perché mi ci ricazzo, non mi cambia nulla. Una Appunto, no, posizione in perdiamo più qui. tantissimi punti costruttori, ma veramente tanti qua. No, cerchiamo di chiuderla come, anche se si arriva a Eh, settimi e noni per dire, ma chiudiamola sta gara, eh. ma se foro è finita, Se Lo foro è so, finita. zio. Lo so, non c'è storia, vedrai. Dio santo. Ti prego, macchina, ti prego. Resisti. Momenti di suspense per il Comenda. Se... Ecco, ora mi stanno dicendo che dovrei iniziare a sentire gli effetti delle gomme usurate.
Sì, però un'usura veramente eccessiva. Io ho qualcosa ce l'ho Settaggio che non ti torna. perché siete in box un giro dopo di me, Sì. io capisco tutto, ma non è che abbiamo, qua sta arrivando anche Tsunoda comunque. Mancano ancora 2 laps pieni. Molto difficile, ragazzi, tenere la posizione Tsunoda è quasi impossibile. Arrivare alla fine gara difficile, non impossibile ma difficile perché avevamo l'83%, raga. Un primo 34,4 per il Prussia a questo giro. Attenzione, Tsunoda mi colpisce, mi ci voleva anche questa. No! Non perdo posizione, ma comunque sicuramente non fa bene alla macchina. Ti ha colpito dove? Sempre le bande laterali, io sono quello delle bande laterali. Ah. Tanto yellow flag, possibile ritiro per qualcuno. Se si ritira Tsunoda sarebbe veramente la vendetta dei nerd. Ce l'ho dietro Tsunoda purtroppo. No, forse solo un problema. No, qua mi supera Tsunoda, eccolo qua, sesto posto da quarto e la gomma non ce la fa più. Ragazzi, il prossimo giro al 90% mi becco la rottura. Leccamelo. Ho l'88% con la gomma. Sì, ma devi tipo andare a 2 all'ora per non bucare. No, ma posso bucare anche freddo piano ormai. Un giro, vedrai che mi tiro l'ultimo giro come ti ho detto. Che schifo però, porca di quella troia. Ricordati che Schumacher è arrivato con 3 gomme una volta. Sì, però io arrivo con 3 cazzi, va bene? Abbiamo un cerbero penifero, quindi. Niente da fare, ragazzi. Gara veramente combattuta per quanto mi riguarda, quantomeno per cercare di entrare in zona punti. Gara maledetta, gara storta. Ragazzi, ultimo giro, ma la gomma al 91%. Qui devi andare veramente a nonno, La foratura è quasi certa, salvo non lo so. Ultimo giro anche per me. Con la gomma più consumata al 67%. Mamma mia, guarda la texture della gomma, ragazzi. Guardate la texture della gomma anteriore sinistra, ragazzi. Vedo le croste. Attenzione alle stelle per Kumenda che potrebbe non arrivare alla fine della gara. Attenzione. Proprio una gara stoica. Sto girando su 3 ruote praticamente. 94%. 94%. E manca ancora tanto. Manca mezzo giro, signori. Vince Norris. Tanto Norris è arrivato. Stravince Lando. Io in maniera stoica sto tentando qualcosa che... Con la forza della disperazione Kumenda sta cercando di portare a casa il punto. Ho perso da 2 posizioni, sto rischiando di perdere anche la terza e di arrivare settimo. Importante, ripeto, è chiuderla. Attenzione, Alonso prova a tamponarmi. All'ultima curva. Incredibile, gara pazzesca per Teo. L'ultima curva, Alonso ci prova. Alonso è lato mio, non capisco più niente. 98% la gomma, 98% la gomma. che tensione. 98% la gomma, 98. Ti prego, chiudila. Ho forato adesso, ragazzi. Bandiera a scacchi anche per me, via. Nono posto confermato. No, ragazzi, questa per me è la mia miglior gara. Sesto posto così, ragazzi, 98% la gomma, non esiste più la texture, esiste solo un conato di merda. Infatti mi pilota del giorno Kumenda veneziano. Il cinese veneziano, Kumenda veneziano. Ragazzi, panico, paura. Bella, dai, comunque l'abbiamo chiusa, ripeto, io più che soddisfatto di questo nono posto, senza lodi né infami se si vuole, alla fine ho recuperato e comunque faccio il fastest lap e godo. Sì, dai. Classifica. Andiamo ad aggiornare la classifica, vai. Meno 47, meno 57, perdiamo parecchio dalla vetta. Costruttori, ritorniamo secondi a meno 22, ragazzi. È pesantissima questa gara, pesantissima. Purtroppo sì, è andata così, ma io sono contento che l'abbiamo finita. Sì, perché io con quell'incidente mi ero veramente visto ritirato, la macchina distrutta. E te con le gomme finali ti è scoppiata la gomma sul traguardo. Mamma mia, sì, 98% e alle laterali rosse. Prendiamo quello di buono che abbiamo fatto e puntiamo alla prossima gara a questo punto, dai. Sì, ragazzi, un saluto dal comandone veneziano, sono distrutto, senza gomme e senza tutto.
Un saluto Ciao, anche dai raga. vostri Plus 76. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.